Buon pomeriggio a tutti ed eccoci arrivati al secondo appuntamento delle conversazioni in musica in streaming. Conversazioni che prevedono anche un discorso, un accompagnamento, non solamente la musica, e questo verrà fatto assolutamente all'inizio perché è impossibile interrompere la parte musicale. Questo secondo appuntamento vedrà interpreti un quartetto di flauti. Un quartetto formato da me stessa e da alcune giovanissime flautiste del Friuli Venezia Giulia o che studiano in Friuli Venezia Giulia assieme a me. Le presento ad una Sara Brumatti, Tiana Cruli e Xenia Franeta. Il programma che presentiamo è un programma molto particolare, è frutto di una ricerca sul repertorio scritto da compositori che erano anche essi stessi flautisti. Flautisti compositori, quindi, che ben conoscevano la potenzialità di questo strumento e hanno saputo sottolineare lo smalto virtuoso e cantabile al tempo stesso del flauto. Fino alla fine del XIX secolo era molto scontato che i compositori fossero anche strumentisti, basti pensare a Chopin, Liszt, Chaminade. E non era raro che anche i flautisti unissero la loro professione strumentale di concertismo con quella di compositori. Tale caratteristica ha permesso loro di recuperare la linea sonora e tecnica di uno strumento che conoscevano molto bene. Competenza questa che conferisce alle loro composizioni freschezza, scioltezza, fluidità e brillantezza. Nello specifico caso inizieremo con un brano della produzione rinascimentale, non scritto assolutamente per flauti traversi, soprattutto per i flauti moderni, ma per più voci, dove si sente bene il dialogo dell'armonia di questo periodo. Sono due brani di Praetorius, Michael Praetorius, vissuto nel periodo rinascimentale del Cinquecento, inizio Seicento. Seguirà poi un brano di Joseph Bodin de Boismortier, francese barocco, innamorato del flauto, che scrisse anche un metodo sull'uso corretto del flauto, su come suonare il flauto, oggi andato perduto, e scrive vari concerti per 4 o 5 flauti traversi e viene assegnata una parte, una linea al flauto basso, all'ultimo, che interpreta perfettamente la sonorità di un ipotetico basso continuo, come era l'uso del tempo. Abbiamo poi la volta di un quartetto in sol maggiore di Leonard von Kall, flautista e chitarrista, tirolese del periodo classico. Qui viene caratterizzato da un impiego melodico e armonico distribuito tra i 4 flauti divisi in coppia, come se fossero dei cori battenti, pur rimanendo il ruolo principale a carico del primo flauto. Ma non sempre la melodia rimane terreno del primo flauto. Questo appare molto evidente nei brani che seguono. Per esempio, il brano di Antonín Reicha, compositore boemo e flautista di inizio Ottocento, riassume tutte queste prospettive sul suo quartetto sinfonico opera 12 che, come dice il titolo, ha la prerogativa di far emergere tutti i colori, le nuance e le identità sonore di uno strumento a fiato come il flauto. È una sorta di rincorrersi dei temi, come sentirete, intrecciarsi di ritmi e accompagnamenti sapientemente distribuiti tra le 4 parti del flauti in forma sinfonica. Sarà la volta poi di Josef Farbach, flautista viennese e compositore della casa Ricordi, la famosa casa di musica Ricordi di Milano ancora presente,
che pur assegnando nell'elaborazione della sua Aida in miniatura il ruolo di prima donna al primo leggio, riesce a far passare tutti i temi d'opera da un flauto all'altro, eseguendo sia ruoli lirici che motivi più, diciamo così, corali. Termina questa passeggiata tra i secoli un brano dell'italiano Vincenzo De Michelis, flautista romano di fine Ottocento, che nel suo Notturnino riesce a far emergere le quattro voci in forma assolutamente solistica. Il programma vuole essere quindi uno stimolo a scoprire una letteratura meno conosciuta e gustarne il cesello armonico e sonoro. Buon ascolto.